In compagnia di Sergio Silva, una partita molto agonistica, insomma, che cosa è mancato al Follonica questa sera? È mancato il Follonica. Abbiamo giocato 10 minuti, 15 minuti. Inizio secondo tempo, quando abbiamo fatto 2-1 abbiamo creato tantissime occasioni per poter ribaltarla e quello è stato il tempo che abbiamo giocato, poi per il resto la mia squadra non c'era, quindi è giusto così. Una partita che poi è stata quasi chiusa da un colpo, quasi da fuori classe di Bielsa, quello credo sia stato un po' la fine alla partita perché fino a quel momento comunque il Follonica era rimasto in partita, gli mancava solo un gol per poi arrivare al pareggio. Fino a quel momento Follonica era sopra, come ho detto prima, ha creato tantissime occasioni da rete, la fase conclusiva poi non siamo stati bravi, precisi. E poi sì, il gol del 3-1, penso che stava a merito al ragazzo che ha fatto il gol, ma stava tirando perché stavano scadendo i secondi, ha preso l'incrocio e lì siamo tornati poi, il 3-1 siamo tornati poi quelli di primi e del primo tempo e quindi è giusto così. Ecco, poi per chiudere qualche cartellino blu di troppo, forse a cosa è dovuto magari questo nervosismo un po' che si è venuto a creare nel corso della partita? Sì, forse qualcuno, forse tutti e tre si potevano evitare, però i giocatori a volte sono dentro, sono nervosi, magari vogliono fare delle cose e non riescono e si nervosiscono, non è una scusante perché ci ha penalizzato parecchio. Però non è sicuramente per i cartellini blu che abbiamo preso che abbiamo perso la partita oggi, perché non abbiamo avuto l'atteggiamento per 50 minuti quando l'abbiamo avuto per 15. Perfetto, buon proseguimento.